Nasce un momento difficile di quell'epoca, l'unificazione d'Italia era iniziata da pochi anni, la povertà e la miseria era qualcosa che dilagava, la fatica del sostentamento delle famiglie, i prodotti che si mangiavano in quei tempi non capivano che cosa c'era di buono, di sano, di quello che poteva essere consumabile, e lì il beato Toniolo, in teoria Giuseppe Toniolo, che è stato anche consigliere di tre papi, assieme al nostro primo presidente Schirati, che erano cognati, hanno capito che in questo territorio la miseria, la povertà e la morte la facevano da padrona, e hanno pensato di mettere assieme il primo gruppo di produttori, che erano oltre 100 di loro, 108, che li hanno riuniti, di mettersi assieme per poter lavorare quel poco latte che avevano dalle proprie mucche, che rimaneva dopo aver sostenuto la famiglia, il sostentamento familiare, ma l'hanno fatto per migliorare il prodotto, perché non riuscivano a capire perché i bambini o gli anziani morivano nel momento in cui non si capiva che bisognava avere prodotti perfetti, perché nello statuto lo iscrive, prodotti perfetti, onde metterli nel mercato e dividere il bene fra i soci. Questo era il passaggio che ha fatto nel suo statuto, dividere gli utili. Questo è partito con questa idea, però prodotti perfetti. E la latteria da quel momento ha sempre continuato nell'ottica di avere tecnologia, di avere conoscenze per fare dei prodotti sempre migliori. La pastorizzazione, quando hanno cominciato a conoscere la pastorizzazione viene dal nome di Pasteur, un francese che ha deciso di capire, che ha capito che il latte non andava bevuto crudo, ma il latte andava pastorizzato. Una pastorizzazione di 72 gradi di un latte fresco appena munto, no, è commestibile e non porta nessun problema, mentre che il latte crudo, no, può avere, in pochi casi, ma può avere, no, dei colli, può portare a dei scompensi anche difficili da sistemare, da guarire. Oggi Latteria Soligo è un'azienda che ha attraversato molti momenti difficili, due guerre, le cose più un po' importanti che si possono dire, 2 guerre mondiali e un incendio, però è una cooperativa che ha sempre portato avanti la qualità, il benessere anche sia dei soci che sono i padroni della cooperativa, ma anche dei propri dipendenti. Parlo di un tempo che ancora prima di quando c'erano, dopo la seconda guerra mondiale, la gente ambiva a venire a lavorare nella latteria di Soligo perché era sicurezza e certezza del lavoro, ma anche un lavoro sano e un lavoro dove si lavorano le materie prime. Oggi Latteria Soligo si vuole distinguere per i prodotti, per la qualità dei prodotti, per la bontà dei prodotti, e questo è quello che la distingue da altri. Noi non abbiamo mai delocalizzato, noi prendiamo i prodotti del territorio, lavoriamo il territorio, sosteniamo il territorio, siamo un'azienda che guardiamo a quello che può essere il benessere del territorio con prodotti sostenibili. La sostenibilità è una delle cose che ci dà la forza di continuare, di andare avanti. È questo che stiamo portando avanti. Oggi Latteria Soligo nella sostenibilità, 65% della propria energia se la produce all'interno, tra il fotovoltaico e il biodigestore che abbiamo. Abbiamo un sistema circolare di produzione, i materiali che cerchiamo sempre di più di andare sono quelli sostenibili, i cartoni per il latte della sostenibilità sempre di più, cerchiamo di abbandonare sempre di più, sempre con l'aiuto del consumatore, la parte in plastica per andare su prodotti che possono essere da fonti rinnovabili. È sempre aperto un sistema di collaborazione, di mettersi assieme. Io credo che nel prossimo futuro sempre di più la cooperazione deve imparare a cooperare, perché quelli che sono i nostri avi, quelli che hanno inventato il mondo della cooperazione, sono messi assieme per fare le cooperative. Oggi le cooperative devono capire che devono collaborare tra di loro
Il mondo sta cambiando molto velocemente, la tecnologia sta cambiando velocemente, ma sta cambiando il gusto del consumatore velocemente e sempre di più noi dobbiamo andare verso quelli che sono i gusti del consumatore. Per fare tutto questo ci vuole ricerca, ci vuole sviluppo, ci vuole molti investimenti. Siamo sempre stati supportati dalla Regione Veneto con i piani di sviluppo rurale, perché delle cose che abbiamo fatto è stato sicuramente con l'aiuto della Regione e questo noi dobbiamo essere grati alla Regione. Noi facciamo la nostra parte come imprenditori, i nostri allevamenti e le nostre stalle, perché non possiamo dimenticare che senza gli allevatori noi non potremmo avere quello che abbiamo. I nostri allevatori fanno dei prodotti del latte che sono perfetti. Questo è il fiore all'occhiello per il comune di Fara di Soligo. La latteria Soligo è una realtà conosciuta ed apprezzata veramente anche fuori dai confini della provincia di Treviso, e questo ci rende ovviamente orgogliosi, anche perché quest'anno ha festeggiato i 140 anni, quindi 140 anni di storia non sono pochi per un'azienda che ha dato molto al territorio e che sta dando tuttora molto al territorio. Con il Presidente abbiamo deciso di invitare tutti i sindaci della provincia di Treviso affinché potessero conoscere questa importante realtà territoriale. C'è stata una buona partecipazione e hanno avuto modo di vedere tutta la filiera di produzione e quindi apprezzare ancora di più quello che è il prodotto di fatto che troviamo nelle nostre tavole. Entrando alla latteria Soligo qui si capisce, si sente la storia, la cultura, la tradizione nostra che ha fatto grande questo Veneto, che ha fatto grande questo territorio, che oggi è riconosciuto patrimonio UNESCO grazie anche a questa realtà.